Siamo qui a Bruxelles con i Liberi Cittadini per il Grappa, Radio Gamma 5 e ABC che si stanno occupando della tutela del Monte Grappa. C'è un progetto in atto che prevede un traforo lungo ben 12 km. Noi ci dobbiamo chiedere che cosa è giusto fare per la nostra regione, per il nostro Veneto, che sicuramente ha una vocazione turistica e probabilmente non ha bisogno di tutte queste opere che potrebbero addirittura danneggiare il comparto del turismo. Quindi bisogna che le autorità, prima di fare passi di questo tipo, riflettano molto su quello che è utile per i cittadini del Veneto, su quello che è utile per il tessuto economico dei nostri cittadini e soprattutto anche con un occhio di riguardo per la tutela del nostro ambiente che in questo tempo, soprattutto nella nostra regione, ha subito degli attacchi molto forti con delle conseguenze molto negative. Quindi ci sono appunto molti interrogativi su questo progetto e questi cittadini hanno raccolto ben 6.000 firme che adesso verranno consegnate alla Commissione Petizioni del Parlamento Europeo che si dovrà prendere carico di questa importante istanza che arriva dal mondo dei cittadini, dal mondo dei volontari, dal mondo degli attivisti che vogliono tutelare la nostra regione e il nostro ambiente. E quindi adesso li sentiamo, sono qui con me, sono arrivati appunto dal Veneto per consegnare queste firme. Allora, innanzitutto ringraziamo Andrea Zanoni, ringraziamo per questa possibilità perché il nostro obiettivo oggi non è solo consegnare la petizione ma dare una risposta concreta a questi 6.000 sottoscrittori che credono nella necessità di una grande opera ma non di progetti così sovradimensionati ma di progetti di valorizzazione. C'è la necessità di rilanciare un sito importante qual è il Monte Grappa laddove la sua importanza non solo da un punto di vista naturalistico ma anche storico-monumentale è indispensabile portare maggior attenzione anche perché questo sito non è importante per Romano Dezzelino, non è importante per il Veneto, non è importante per l'Italia ma è importante per tutto il mondo proprio perché quest'anno attraverso il centenario della Grande Guerra lo rievochiamo nell'importanza della storia. Quindi non vogliamo opere che vanno a devastare questa importanza di identità e soprattutto di storia, ma vogliamo opere di valorizzazione. Oltretutto dobbiamo sempre ricordarci che il Veneto è anche grande pioniere per quanto riguarda il sistema della cementificazione. Esistono dei numeri che parlano chiaro, ultimamente si sente dire 8 metri quadrati al secondo per ogni secondo degli ultimi 5 anni di supersonica cementificazione e asfalto a go-go e noi siamo sicuramente per la difesa della biodiversità, della natura e quant'altro e secondo il nostro punto di vista quest'opera sarebbe assolutamente controproducente per tutto quello che riguarda soprattutto l'aspetto naturale ed è per questo che rispondiamo spesse volte con un grande slogan che dice che la natura si comanda solo ubbidendole e siamo qui a nome quindi di oltre 6.000 cittadini che hanno firmato concretamente una petizione per dire come la pensano sicuramente sulla difesa del nostro territorio e di un patrimonio assolutamente universale come quello del Monte Grappa ma non solo e quindi ben venga sicuramente questa nostra presenza sperando da porre di fortuna in casa Parlamento Europeo. Diciamo che mi piacerebbe aggiungere che proprio grazie al lavoro comunque di Andrea con quale abbiamo potuto avere una nuova direttiva via, quest'oggi depositeremo uno studio che è una linea guida su quello che deve essere l'approfondimento quando si vanno a realizzare opere di questo tipo. Quindi ringraziamo per questa opportunità e speriamo che la Commissione ne prenda atto e possa dare frutto e anche si arrivi a concretizzare questa nuova direttiva. Grazie soprattutto a voi e al vostro impegno che attuate giorno dopo giorno sul territorio per informare e per tutelare il nostro ambiente e sicuramente la Commissione Petizioni si farà da portavoce dei cittadini e scriverà, come fa di solito, una relazione e delle istanze molto precise e dettagliate, speriamo, alla Commissione Europea che dopo dovrà decidere se e come intervenire per tutelare un bene e un patrimonio che è comune e che è prezioso per tutti noi cittadini. E chiudiamo dicendo appunto il nostro ferreo e storico ormai no alle grandi opere inutili, dannose e assolutamente costose.